Il suo modo di essere così naturale, così spontaneo, ma anche così sportivo, così vicino a me, alla vita di tutti i giorni, mi fa sentire la santità a portata di mano. Io non ho conosciuto personalmente Chiara, però ha cambiato la mia vita, la sua esperienza di vita, che può essere davvero un esempio per tutti i giovani che vengono a conoscenza della sua storia. Ogni anno ci ritroviamo con centinaia di giovani per ricordare il suo anniversario. Vuole essere una festa perché alla fine Chiara non è stata mai triste. In tutti i momenti difficili li ha vissuti con questa gioia dentro. Brilla, brilla, che luce chiara e bella. Ci siamo sposati a 26 anni e il nostro più grande desiderio era quello di avere dei figli. Ma abbiamo dovuto aspettare 11 anni. Quando Chiara è arrivata ci è parsa subito un dono della Madonna. Chiara cresceva bella e sana, ma abbiamo avvertito nell'anima, sin da subito, che Chiara non era solo figlia nostra, ma prima di tutto era figlia di Dio. Adorava la montagna, faceva patinaggio, però al mare esplodeva. Proprio era una cosa che le piaceva moltissimo, moltissimo. Poi si dilettava anche a tennis. Un giorno mi dice: mamma, vado a giocare a tennis. È ritornata a casa e era molto pallida. È salita questa scala, l'ho guardata e dico: come mai sei già ritornata, Chiara? E ha detto: perché durante la partita ho accusato un dolore così forte alla spalla, così forte che mi è caduta la racchetta. Le è stata prescritta la TAC. Eravamo nella sala d'aspetto, ma niente, nessuno ci faceva pensare a una diagnosi tanto sconvolgente. E quando esce il medico, dice: vostra figlia ha un tumore, i peggiori, un osteosarcoma. Sono uscita dalla vostra vita in un attimo. Come avrei voluto fermare quel treno in corsa che mi allontanava sempre più. Ma ancora non capivo. Ero ancora assorbita da tante ambizioni, progetti e chissà che cosa. Un altro mondo mi attendeva e non mi restava che abbandonarmi. Ma ora mi sento avvolta in uno splendido disegno che a poco mi si svela. Ricordo un giorno che Chiara, dopo un'emorragia gravissima, le avevano dato solo più alcune ore di vita. E aveva chiesto a Maria Teresa: mamma, non lasciarmi la mano. E lei le aveva risposto: stai tranquilla, te la lascerò solo se sentirò che te l'ha presa la Madonna. Ma è giusto, mamma, morire a 17 anni? Io vedo le mie amiche correre, andare in bicicletta, andare a scuola. E Maria Teresa: non lo so. So solo che l'importante e fare la volontà di Dio, se questo è il suo disegno su di te. I momenti più belli sono della sua ultima estate, no? Io andavo a trovarla a Sassello e lei era ormai immobile nel letto, no? Ricordo che in quei momenti mi sembrava che il tempo si fermasse, no? Chiara era luminosa, no? Serena, no? Anche se fisicamente era molto debole. Si vede che sono gli ultimi giorni, no? E si prepara all'incontro con Dio, no? Allora insieme prepariamo i canti per la messa del suo funerale, no? Tutto per lei deve essere una festa. Così mi dice che desidera essere sepolta con un abito bianco, come una sposa che va da Gesù, e mi chiede di misurare l'abito per lei. Lei curava tutti i particolari di questa sua partenza. Diceva: ecco mamma, quando mi vestirai dovrai sempre ripetere per 3 volte: ora Chiara vede Gesù. Mi ha messo una mano nei capelli, me l'ha un po' scompigliati e poi ha detto: mamma, ciao. Sii felice, perché io lo sono.